Benvenuti, oggi è giovedì 3 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:23. La luna sorge alle 9:55 e cala all'1:12. Oggi si celebra San Riccardo. Il nome Riccardo viene dal germanico, composto da Richia, dominatore, unito ad art, forte, con il significato di potente e valoroso. Un nome che si diffuse rapidamente nel Medioevo europeo grazie ai tanti personaggi celebri che lo portarono. Il World Party Day, che si festeggia il 3 aprile, è la giornata della positività, indetta per contrastare la negatività. In questo giorno si cerca di festeggiare il pensiero positivo per promuovere armonia e un futuro migliore. Tirate fuori i colori e l'allegria che il party cominci. Oggi Alec Baldwin festeggia 67 anni. Nella sua carriera è stato diretto da registi di fama mondiale come Tim Burton, che lo ha scelto per Beetlejuice, e Woody Allen, che lo ha diretto in Alice, dove ha recitato al fianco di Mia Farrow. Nonostante le sfide nella sua vita privata, spesso attribuite al suo impegnato attivismo politico, Baldwin ha continuato a riscuotere successo in film come Pearl Harbor e The Aviator di Martin Scorsese. Un caloroso augurio va anche ad Eddie Murphy, che oggi compie 64 anni e rimane un'icona della comicità americana. Celebre per la sua partecipazione a numerose commedie, tra cui la serie di Beverly Hills Cop, Murphy è anche un talentuoso doppiatore, noto per aver dato voce a Ciuchino nei film di Shrek. La sua amicizia con Michael Jackson lo ha portato a comparire nel video musicale Remember the Time del 1992. In molti dei suoi film Murphy ha dimostrato la sua versatilità, interpretando più ruoli, come in Il professore Matto, dove ha vestito i panni di diversi membri della famiglia. Con il musical Dreamgirls ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar. Infine festeggiamo il compleanno di un'altra talentuosa attrice, questa volta italiana, Anna Foglietta, che oggi compie 46 anni. Ha debuttato in televisione nel 2005 con la serie La Squadra e ha raggiunto il successo nel 2008 con Distretto di Polizia. La sua interpretazione in Nessuno mi può giudicare, al fianco di Paola Cortellesi, le è valsa una candidatura al David di Donatello e al Nastro d'Argento. Nel 2015 è tornata a calcare le scene teatrali. In seguito ha ricevuto una terza candidatura al David di Donatello per la sua performance in Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, dove è stata candidata come miglior attrice protagonista. Nel 1973, il 3 aprile, il mondo assistette a un piccolo grande passo nella tecnologia. La prima telefonata da un cellulare portatile. Se oggi non possiamo fare a meno dei nostri cellulari, allora era un lusso per pochi, usato principalmente in auto, soprattutto dalla polizia. La Bell System, erede dell'inventore del telefono Alexander Graham Bell e dell'italiano Meucci, fu pioniera in questo campo. Ma cosa si intende per raggi cosmici? Malgrado il nome, non si tratta solo di raggi, ma anche di particelle ad alta energia che provengono dal sistema solare o dallo spazio. In gran parte, per l'89%, si tratta di particelle dotate di carica positiva, mentre il resto è costituito da nuclei di elementi di massa maggiore. Le particelle si spostano nello spazio a una velocità prossima a quella della luce. Come raggiungano energie tanto elevate da consentire questo moto rapido è un enigma irrisolto. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna è congiunta a Giove e quindi un carico di comunicazione, curiosità ed ambizione per tanti nello zodiaco. Vediamo chi. Ariete, sicuramente per voi dove il lavoro vi sta dando grande soddisfazione, proposte nuove e soprattutto la proposta di un viaggio o di rappresentare
a nome di tutti qualcuno o qualcosa. Coraggio, Ariete, è il vostro momento. Toro, ottime notizie per quello che riguarda le finanze. Con questa configurazione Luna-Giove non potete fare altro che gioire e soprattutto essere ambiziosamente voluttuosi nei prossimi desideri che volete. Ottime notizie per quello che riguarda la casa o un acquisto importante. Gemelli, Luna congiunta Giove, oggi è proprio la vostra primavera, una sensazione di rinascita assolutamente compensata dal fatto che Giove finalmente entra un po' più nella vostra emotività, vi fa sentire più sicuri, veloci e determinati. L'appoggio solare dato dalla posizione dell'astro in Ariete tende a darvi forza e anche una grande carica passionale. Oggi siete irresistibili. Cancro, una giornata oggi che prevede la vostra luna a dare spettacolo, congiunta a Giove e quindi allarga ed estende le sue ambizioni. Giove peraltro è il pianeta che nei vostri gradi si esalta e che vi farà tra qualche mese una bellissima sorpresa entrando nei vostri gradi. Pregustate quindi con questo assaggio lunare tutto quello che il generoso Giove vi può portare in termini positivi. Oggi arrivano soluzioni importanti. Leone, ottimo per voi, è la giornata giusta per prendere l'iniziativa, per capitanare una squadra, un progetto, per essere frontman o frontwoman di qualcosa di importante che vi mette ancora una volta al centro dell'attenzione per le vostre innumerevoli capacità. Vergine, Luna congiunta Giove, vi sentite forse un po' costretti e soffocati? Avete bisogno di un viaggio, una vacanza o di valorizzare un po' meglio la vostra figura professionale? La configurazione di Luna e di Giove oggi vi spingeranno proprio a questo e anche a chiarire a chi non capisce il vostro valore quanto sia importante la vostra funzione. Sintetizzate i concetti. Bilancia, ottime notizie per voi, Luna e Giove di Trigono, una splendida soluzione finalmente arriva. La squadra si ottimizza e qualcosa finalmente va meglio. Tirate un sospiro di sollievo anche se il cammino ancora è lungo, ci sono tantissime cose che piano piano trasformerete. Iniziate da quelle di oggi. Scorpione, oggi per voi è il suggerimento di Saturno che vi dà carta bianca in termini lavorativi. Forse avete bisogno di seguire meglio qualcosa e in prima persona, non delegate. Anche in amore migliora la comunicazione, ma siate chiari, diretti e senza troppi giri di parole. Sagittario, oggi proprio Luna e Giove sono opposti al vostro cielo, quindi le vostre sensazioni potrebbero essere un po' distanti. Forse avete in mente una nuova cima da scalare, un nuovo progetto, un nuovo viaggio, qualunque sia la vostra avventura. Non pensate che sia difficile realizzarla, siate positivi e vedrete che arriverete alla meta. Capricorno, giornata oggi in cui la splendida configurazione Luna-Giove vi snobba un po', probabilmente essendo troppo distante in gradi tenta a ridursi nelle questioni più pratiche della vostra routine, ma finalmente ridandovi l'ordine che vi serviva, che avevate perso un po' in questi giorni perché troppo subissati da troppe cose da fare. Quindi adesso non avete più scuse per chiamare il partner e fissare magari un bell'appuntamento fuori, magari con una bella cena. Acquario, uno stupendo trigono Luna-Giove anche per voi, è un assaggio di una grandezza e di un progetto in sviluppo che vedrà la luce più là, ma assolutamente oggi troverete tutta la bellezza affettiva degli amici, la concretezza dei progetti e soprattutto una giornata particolarmente passionale. Pesci, Luna e Giove sono in quadratura, Giove è anche uno dei vostri pianeti, dovrete cercare di essere un pochino più sintetici, anche se a malincuore operare dei tagli necessari. Oggi più che mai vi renderete conto di quanto il bisogno di mutare sia un'esigenza soprattutto al lavoro. Bene in amore. Il 3 aprile del 1896 nasceva la Gazzetta dello Sport, frutto dell'unione tra il ciclista e la tripletta. Inizialmente bisettimanale e senza foto, stampata su carta verde, si è poi trasformata nel famoso quotidiano rosa che conosciamo tutti dal 1899. Le
L'espressione legarsela al dito affonda le radici in un'antica usanza, quando si legavano strisce di pergamena alla mano per ricordare i precetti religiosi. In Turchia i cavalieri usavano un filo d'oro come promessa d'amore. Oggi però significa ricordare un torto subito, in attesa di vendetta. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Marlon Brando, cresciuto in Nebraska tra un padre violento e una madre assente, trovò nella recitazione la sua salvezza. Divenne un'icona, rivoluzionando il cinema degli anni 50. Nonostante il successo, rifiutò lo stile di vita americano, cercando rifugio nella solitudine. Brando ci lasciò nel 2004 e le sue ceneri riposano tra la Death Valley e Tahiti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Quando sai cosa vuoi e lo vuoi abbastanza, troverai un modo per ottenerlo. Accogliamo questo nuovo giorno che è alle porte, ma non preoccupatevi perché vi aspetto qui anche domani. Non mi muovo. Buona giornata dalla vostra Martina.